Dopo un anno d'attesa ritorna Ruote nella Storia. Questa volta siamo nella bellissima Nardò e anche quest'anno un grandissimo successo di auto. Siamo arrivati a ben 60 macchine, una più bella dell'altra, e questo ci rende veramente orgogliosi. Ricordiamo noi che all'inizio siamo partiti veramente con un numero minimo di auto, abbiamo dovuto costruire un bel gruppo coeso che ogni anno ci dà la possibilità di poter crescere. Siamo andati a Santa Caterina per questa prova di regolarità, bellissima prova di regolarità sulla Litoranea. Come Automobile Club stiamo facendo molta formazione perché l'obiettivo è quello di organizzare un evento regionale, su scala regionale. Io ho avuto modo di parlare con i presidenti, tutti i presidenti di Automobile Club, che mi hanno dato mandato di organizzare un evento su scala regionale che serve proprio per conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi il prossimo obiettivo, l'Automobile Club Lecce già ha partecipato a 2 bandi internazionali europei, uno in Albania e Montenegro, l'altro in Grecia, proprio per organizzare eventi di regolarità. E quindi assolutamente c'è tanta carne a cuocere e noi siamo felicissimi di poter contribuire verso un'organizzazione di eventi di questo tipo.